Buondì caramis, anche dopo che le viene passate, il luma parla le vocali e le consonanti e con le consonanti, quindi lo dà un'idea della grafia piemontese, un'idea che poi avventa che voi altri perfezione attraverso i libri, attraverso le grammatiche e poi tu attraverso le letture, avventa lese molto bene, anche in cammino a costruire proposizioni. In cammino a costruire le preposizioni partendo dall'articolo, che le lingue moderne è l'articolo, roba che erano nelle lingue antiche, in particolare dal latino. In cammino con l'articolo il, che corrisponde all'italiano il, al francese le. Allora, il, che questa è la pronuncia del piemontese letteraria, il, non al, perché per esempio a Turin si dice per esempio al pare, no? Per dire il padre, ma al piemontese letterario aveva la pronuncia il. Al piemontese letterario, secondo non scrive al medico Maurizio Pipino, che la scrive la prima grammatica piemontese alla fine del Settecento, al piemontese letteraria corrisponde alla pronuncia le persone più su socialmente, ma più su culturalmente a Turin. Questo è venuto, diciamo, per l'Ottocento e l'Novecento, è venuto al piemontese letterario. È una serie che le fa, no? Adesso è questa pronuncia. Il. Allora, il. A questo il, adesso è giunto un sostantivo. Il pare. Il pare. Il pare chi? Il pare Tuma. Il pare Tuma. Il pare Tuma. Si lo mancamina a scrivere una proposizione, ma lo manen perché sia gli manca l'articolo, il sostantivo, la preposizione e poi il sostantivo, un nome proprio, il pare Tuma. Il pare Tuma. Adesso è interessante se come un articolo scrive in questa maniera sì. Ecco, allora, adiso, in italiano dicono, che il pare. Ecco, allora scrivo non che il pare, ma essendo che la parola prima finisce per vocale, si perde la M smuta e quindi ma più la L. Adiso che il pare. Le, per esempio, per dire, ecco, le dne. Perché si dice il ne? Perché sia in una dubbia consonante. Allora, tutte le volte che trovi una dubbia consonante, al posto dell'articolo il, hai l'articolo le. Le ne. Ecco, si fu una proposizione completa. Le ne a basta mai. Le ne a basta mai. È a posto, questa, ecco, tutte le volte che trovi l'articolo ma con una parola con un sostantivo da preso che cammina per vocale, per esempio la mise, ed giovanin, la mise ed giovanin. Allora vedete, il pare, ha detto che il pare, le ne, la mise ed giovanin. Allora vedete che un cammino a fatto proposizione, cammino a scrivere
o un caminet proposizione o fet proposizioni complete come questa, come ne basta mai. Sono per quello che riguarda l'articolo definì e masculino, perché poi l'articolo per essere indefinì e per essere femminile, insomma. Sono per lo che riguarda l'articolo definì femminile. Andiamo a parlare dell'articolo masculino singolare. Adesso passiamo sempre al masculino, ma al plurale. Al plurale. E allora facciamo ad esempi. Allora, gnocc, ecco, ricordatevi che gnocc, questa O sia lettonica, non manca lettonica, ma le larga, e allora va a accentare, gnocc. Gnocc perché? Perché questa C è dura, e la C finale dura le CH. I gnocc am piasu. L'uomo già detto che la S d'usa tra due vocali alle S. I gnocc am piasu. Ma l'Autaviro mi ha parlato del dne, no? Jedne. Allora si è l'uma. La parola dopo anche mia per dubbia consonante. Allora, jedne. Asun. Cosa possiamo dire? Jedne asun. Jedne asun. Pochi, bravo. Ecco, ne stai qualcuno che da voi auti bene da lontano, no? Alla dime pochi, e ne sono pochi. Ma mi ricordo, sono sempre pochi. Perché se uno ha proprio niente da spendere, sono pochi. Ma con cui che hanno tanti da spendere, però è sempre qualcosa da catè che accusta più, non che per lo spende, no? Allora, gli ne sono sempre pochi. I lunga apostrofa, tutte le vire che la parola dopo anche mia per vocale. Ecco, per esempio, Yarmanak. Ecco, ricordatevi, ci dura finale CH, assertu, sì, una U, assertu, Yarmanak, assertu, minca, nan. Non vuol dire che queste ciacciarate, a me non è manca ambiti a lese a scrivere, ma a parlare un buon piemontese. Allora, in piemontese, tanti che parlano piemontese adovrano l'italianismo ogni, ma la parola giusta per dire ogni in piemontese è minca, gli armanac, a certo minca nan, escono ogni anno. Gli armanac a certo minca nan. E parleremo a portare qualche esempi, non camminare a scrivere un po' di proposizioni, dovranno l'articolo masculino plurale.